Allora, il mio lavoro, la mia tesi, ruota attorno alla mia prima esperienza di tirocinio in musicoterapia, avviata con contributo prezioso e appoggiata anche poi dalla dottoressa Manuela Guadagnini, quindi sia per la tesi sia per l'esperienza che ho condotto. Ho avuto il piacere di approcciarmi al mondo degli anziani presso la casa di riposo del mio paese. È stata un'esperienza che ho dato un titolo proprio per esprimere il significato di ciò che mi ha dato l'esperienza e ciò che ho cercato di portare attraverso il trattamento di musicoterapia. L'ho intitolata questa esperienza diversamente dalla tesi, proprio per spiegare cosa mi ha dato e cosa ho cercato appunto di portare. L'ho intitolata come un'esperienza che dà vita e che insegna a vivere in qualche modo. Allora, dà vita perché porta vita? Perché attraverso il trattamento di musicoterapia, che era rivolto a persone affette da demenza e a persone appena istituzionalizzate, quindi appena entrate in istituto, nel primo caso sappiamo bene che la demenza, in particolare Alzheimer, poi spiegherò bene come si è tenuta la mia esperienza. Come sappiamo la demenza porta via ricordi, vissuto, la storia, fino anche all'identità di una persona, e quindi attraverso la musicoterapia, anche solo per 5-10 minuti, è stato possibile, grazie al prezioso potere, diciamo, della musica, che è quello di evocare, quindi riportare emozioni, riportare a far rivivere emozioni anche solo appunto nel caso della demenza per 5-10 minuti, e quindi attivare l'anziano in questo senso, ricollocarlo in un qui e ora. Nel caso dell'anziano invece appena istituzionalizzato è stato utile per in qualche modo integrare, socializzare, permettere all'anziano di socializzare e quindi integrarsi al meglio all'interno dell'istituto. A tal proposito mi è piaciuta una citazione che ha fatto il dottor Marco Trabucchi della ricerca geriatrica di Brescia, il quale paragona la struttura, più che altro, non l'anziano in sé, ma di conseguenza anche l'anziano, la struttura come un contenitore di cristalli. A me è piaciuta questa citazione perché vede l'anziano proprio come un soggetto fragile, sì, però grazie ai terapisti e grazie alle persone che si possono prendere cura dell'anziano, permettono al soggetto fragile, quindi come un cristallo, di brillare ancora. Questa era una piccola premessa, e quindi un'esperienza che dà vita e insegna a vivere. Perché? Perché? Per due motivi. Allora, perché per me è stato un arricchimento senz'altro teorico-pratico, tecnico-pratico nell'operare della musicoterapia, perché ho messo in campo, essendo la prima esperienza, strumenti, valutazioni, tecniche, vari insegnamenti che ho preso durante il corso, e un arricchimento personale, quindi relazionale, umano, perché intanto dagli anziani c'è sempre da imparare. Poi vedremo nel primo capitolo come l'anziano è sempre stato colonna portante della società, diciamo, soggetto dal quale apprendere sempre. E sul piano relazionale umano, attraverso l'empatia, è stato un arricchimento vero e proprio, perché, non che non lo sapessi, però ha consapevolizzato in me il fatto di ascoltare una persona che ha bisogno di relazione, di dialogo, per condividere uno stato di malessere, di difficoltà, di solitudine spesso, e quindi un vero e proprio arricchimento. Adesso analizzo un attimo i capitoli con qualche paragrafo importante della mia tesi, per poi passare al video, diciamo, che ho di una seduta, e quindi per vedere i vari aspetti, tecniche e strumenti che ho utilizzato durante l'esperienza. Il primo capitolo è composto da tre paragrafi. Allora, nel primo vediamo il valore dell'anziano, uno excursus storico dove si vede il valore dell'anziano nella società, come ho detto all'inizio.
quindi l'anziano è stato visto sempre come colonna portante, sia dall'età di Cicerone. Ecco, a me piace la storia, la cultura e l'aspetto storico-culturale, quindi ho inserito molti, oltre che lo scientifico, ho inserito molti aspetti anche umanistici, se si vuole. Riporto qualche frase, mi dispiace che non si legge proprio bene. E poi una cosa importante, ho citato quando avviene la nascita della prima società di geriatria in Italia, verso gli anni 60, sulle scuole di quella inglese, che parte verso gli anni 40, e ancora prima quella americana dagli anni 30. Secondo paragrafo di questo capitolo porto dei dati più statistici invece dell'Istat, per i quali qua possiamo notare una crescita esponenziale, diciamo, dell'anzianità contesto italiano, nel contesto italiano. Qui purtroppo ovviamente ci sarà un picco che scende perché la pandemia ha portato purtroppo ad una perdita di persone anziane, quindi qui alla fine della riga gialla ci sarà un calo, e il prospetto era quello dal 1960 fino al 2060, quindi vediamo la popolazione crescere. Questo perché? Per un benessere generale della società, per la politica del 2002, stabilita la politica dell'invecchiamento attivo stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale garantisce alla persona anziana protezione, sicurezza e attività, quindi salute e partecipazione sociale in attività di volontariato e varie attività. Quel che è importante sottolineare, che riguarda appunto la mia tesi, è il fatto che è questo dato, che 52.000 persone all'anno, persone anziane all'anno, muoiono per la demenza. È un dato altissimo, purtroppo, e quindi si cerca di trovare, ecco, oltre alle terapie farmacologiche, anche qualcosa che possa mantenere queste funzioni che la demenza porta via, come l'attenzione, la memoria, sintomi cognitivi e non cognitivi. Bene, il primo capitolo, c'è il terzo paragrafo, poi se avanza tempo farò vedere un video di una testimonianza umana, diciamo, di un invecchiamento attivo, che è mia nonna, che ha compiuto 100 anni proprio in aprile. Poi, secondo capitolo, tratto le demenze, proprio lato più scientifico qui, tecnico-scientifico, dall'etimologia del termine, quindi letteralmente essere privato della propria mente. Cito del mild cognitive impairment, che è importantissimo per fare una diagnosi precoce, quindi per capire se il soggetto si sta avviando verso un invecchiamento, un deterioramento cognitivo che nell'anzianità comunque c'è, però se è sano o se è patologico. Questa transazione, questo stato di transazione, questo mild cognitive impairment, permette di capire se avviare un trattamento specifico per prevenire o mantenere comunque gli stati di attenzione, di memoria più a lungo, o appunto se è sufficiente impiegare l'anziano nelle politiche dell'invecchiamento attivo, ad esempio, che ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi elenco, diciamo, apporto ovviamente la classificazione delle demenze del DSM-5. Adesso non sto qui a elencarla, però ovviamente so collocare l'Alzheimer, che è stata appunto la malattia che ho trattato con gli anziani. Allora, è una demenza senile perché ovviamente si manifesta nell'età anziana dei 65 anni. Poi è una demenza corticale perché in base alla sede delle lesioni, le lesioni si manifestano con atrofia corticale e lesioni temproparietali, sotto forma di placche amiloide, intra ed extraneuronale. Con queste lesioni c'è la conseguente perdita delle cellule vitali per la memoria, per il sistema cognitivo, e quindi qui avviene il deterioramento cognitivo. Questa
spiegazione scientifica per poi, li ho elencati, adesso non sto a elencarli tutti, però ovviamente per capire quali funzioni vengono compromesse e quali possono essere i sintomi, quindi i disturbi sia cognitivi, quindi riguardanti la memoria, sia non cognitivi o disturbi psichiatrici, quindi irrequietezza, ritiro sociale e via così. La memoria è compromessa sia la memoria semantica, quindi del sapere, autobiografica, ricordare, episodica, diciamo, sia la memoria procedurale, quindi nel compiere le azioni, le varie procedure. In questo capitolo sempre riporto anche un prospetto, diciamo, molto veloce delle terapie non farmacologiche, quindi approcci non farmacologici. Arte terapia, coperta terapeutica, doll therapy, pet therapy, logopedia e tutte le terapie che possono integrare quella farmacologica per alleviare magari aggressività, tutti quei disturbi secondari, diciamo, portati anche dalla terapia farmacologica e sicuramente per migliorare e mantenere sempre queste funzioni che la demenza, che sia Alzheimer o altro tipo di demenza, porta via. Terzo capitolo, parlo proprio della musicoterapia, quindi sempre un breve excursus storico sulla musica curativa, diciamo dall'uomo primitivo per poi passare alle varie fasi storiche, medioevo così, fino a parlare anche delle civiltà indiane della civiltà indiana e cinese, giusto per avere un po' un'ampia visione di come viene intesa la musica curativa. L'ho virgolettato perché per non tentare, ecco, a chi magari non sa, che non voglio intendere di guarigione, ma per curare, per avviare una terapia, un percorso terapeutico. Bene, poi questo excursus per parlare che nel 29, ovviamente, nel 99 a Washington è stata, diciamo, proclamata al Congresso Mondiale della Musicoterapia la definizione di musicoterapia riconosciuta con i 5 modelli che conosciamo. Io per la mia esperienza mi sono appoggiata alla teoria di Northrop Robbins, musicoterapia creativa, e di Rolando Bennett, Omar Bennett, sull'improvvisazione e l'uso sonoro. Bene. No, scusa, così perché adesso hai stimolato un po' la curiosità. Due parole su queste differenze transculturali, forse varrebbe la pena. Certo. Sì, non so se se ho tempo poi per dire tutto perché è tanta roba. Però se vuole... Due minuti magari, così, se no ci rimaniamo con... Va bene, quindi l'escursus storico le interessa? Due accenni su quelli che possono essere alcune variabili o differenze che hanno a che fare con aspetti un po' transculturali. Sì, allora, ma lei si riferisce a come viene intesa la musica nelle società, nelle varie civiltà? Sì. Quindi, ok, per capire bene la domanda. Ok, allora possiamo vedere la musica curativa ai tempi, ad esempio, intanto l'uomo ha sempre valorizzato, anche se magari non consapevolmente, fin dall'inizio, il suono, quindi fin dal battere del piede, dal richiamo, quindi nell'era primitiva, primo step, diciamo. Poi vabbè, ci sarebbe tanto da dire, passo al Medioevo, qualche cenno proprio. I monaci di Cluny curavano i malati nei conventi attraverso il canto gregoriano, questa era chiamata infirmary music, e canto gregoriano che ha diciamo qualità più melodiche che ritmiche e armoniche, però aveva i suoi effetti, mentre poi si pongono le prime basi della musicoterapia, che non era ancora stata individuata la musicoterapia, ma le prime basi sulla psicologia del suono di Karl Stampf,
e poi per arrivare al 99 con appunto la definizione di musicoterapia a Washington. Per quanto riguarda civiltà indiana e cinese, allora in quella cinese sappiamo della scala pentatonica, e sulla scala pentatonica venivano fatte come dire, dei richiami ai 5 meridiani praticamente, Yin e Yang. Poi nella tesi ovviamente è spiegato dettagliatamente, però si rifacevano ad un concetto naturale per far sì che la musica, un po' un concetto per spiegare bene come quello di Rolando Omar Benson, che parla dell'iso sonoro, quindi di ritrovare identità attraverso i suoni, con i concetti di Yin e Yang. Questo per quanto riguarda la civiltà cinese. E la civiltà indiana invece era molto basata sulla terapia diciamo adesso sulla valenza della musica come terapia e come medicina, rifacendosi sempre al suono, e anche qui ritrovando un concetto di identità sonora nel suono. Poi ci sarebbe anche qui tanto da dire e tanto da approfondire. Grazie. Prego. Poi, allora, dopo aver affrontato le terapie non farmacologiche, quindi il lato più scientifico, ho parlato essere arrivata alla musicoterapia, ho parlato di musicoterapia nell'Alzheimer, ovviamente, che è il punto cardine dal quale si è svolta poi la mia esperienza. La musicoterapia in questo caso perché è utile? Questa definizione spiega molto, perché la musica si pone come attivatore nell'anziano, quindi attraverso il suono, un attivatore, poi un organizzatore psicocorporeo in quanto forma e un mediatore relazionale, quindi un'espressione, ad esempio attraverso il dialogo sonoro, attraverso il canto, attraverso la voce. Questo per permettere un collocamento spazio-temporale all'uomo, all'anziano, per permettere appunto di entrare nel cuore dell'anziano attraverso le canzoni del proprio bagaglio culturale e rievocare, rivivere certe emozioni. Questo per raggiungere ovviamente specifici obiettivi che contrastano, migliorano e contrastano il deterioramento cognitivo. Adesso saremo arrivati al punto di parlare della mia esperienza di tirocinio. Faccio delle premesse con brevi paragrafi che riguardano il sistema assistenziale dell'anziano in Italia, RSA nello specifico, perché ho lavorato appunto in una casa di riposo, e poi per parlare più approfonditamente della mia esperienza, sistema assistenziale italiano, parto proprio da analizzare i caregiver, quelle persone che si prendono cura del soggetto fragile, sia caregiver familiari, quindi della famiglia, sia le reti di caregiver, sia i centri diurni, per poi passare alle RSA, case di riposo, case di cura e così via. Parlo in maniera più approfondita poi nel secondo paragrafo di RSA, proprio perché per la mia esperienza. Quindi per quanto riguarda l'organizzazione nelle RSA, le figure che ci lavorano, perché ovviamente il musicoterapista dovrà avere approcci trasversali, quindi ok, presentare un progetto di musicoterapia, però poi condividerlo anche con tutto l'equipe medico, quindi dai medici agli psicologi, logopedisti e così via.
e poi passo alla mia esperienza. Allora, qui ho fatto un breve excursus appunti della mia esperienza. Non so quanto tempo ho a disposizione, se volete vi faccio vedere il video e commento nel frattempo. Benissimo, mi pare una buona idea, sono 10 minuti ancora. 10 minuti? Benissimo. Beh, allora premetto una cosa. Allora, ho presentato il mio progetto al direttore della casa di riposo, che in questo caso è parrocchiale, quindi al parroco. E mi sono confrontata poi con l'animatrice e la psicologa, che mi hanno aiutato, ovviamente loro conoscendo già gli anziani, hanno potuto analizzare il quadro clinico dell'anziano e creare il gruppo al quale poi ho diciamo apportato il mio trattamento di musicoterapia. Ho parlato di setting, di gruppo operativo sonoro. Ovviamente avevo dei riferimenti teorici che ho detto prima, in particolar modo musica creativa di Nordhoff Robbins e di Rolando Omar Benson, anche musicoterapia comportamentale, perché anche quella è stato un approccio importante per migliorare dei comportamenti, soprattutto fisici e motori, degli anziani. Poi ho parlato delle sedute, dell'avvio della seduta, della scelta dei brani che spesso nasceva spontaneamente dagli anziani, quindi in questo modo mi sono creata uno strumento mio dove, per non arrivare impreparata alla seduta, mi sono focalizzata su primavera, estate, autunno, inverno, le varie stagioni nelle quali ho... Fai l'Excel quello? Eh sì, ma molto proficuo. Poi ho riportato le varie diciamo ricorrenze per ogni stagione, le varie festività e dei brani da presentare per ogni a tema, diciamo, per appunto stimolare la cognizione spazio-temporale, e un qui e ora che potesse evocare emozioni vissute diciamo in una fascia temporale omogenea. Quindi ho riportato tutti i brani che si possono presentare per ogni stagione. Questo è stato molto utile. Ci fai un esempio? Anch'io pensavo. Sì, certo. Ad esempio, primavera, aspetta, mi appoggio un secondo. Primavera, mese dei fiori, maggio, mese dei fiori, mettiamo, e quindi ho presentato ad esempio Rose rosse, Papaveri e papere, tutte canzoni a tema con il mese dei fiori. Non so, 2 giugno, festa della Repubblica, l'inno d'Italia. Ecco, un esempio così. Settembre? Prego. Prego. 4 novembre. Poi, No, è una curiosità. 4 novembre? Fiamme mormorava. sì, potrebbe essere. Sì, vabbè. 10 settembre? Vabbè, ci sono varie festività, ricorrenze che si collocano poi. No, trovo delle grosse analogie con il lavoro che si fa anche Certo. con i pazienti che hanno disturbi psichiatrici gravi. Certamente. Stavo pensando in questo momento che i vecchi di adesso sono nati un po' prima della seconda guerra mondiale, magari quando eravamo giovani, i vecchi avevano in mente il 4 novembre, no? E l'idea del vecchio è molto cambiata, immagino, no? In effetti mi pare che sia così di fatto, no? Non ce ne accorgiamo. Per quanto riguarda... I vecchi adesso ascoltavano di AC/DC, insomma. Ecco, esatto. Ecco, sì, ovviamente bisogna adattarsi ai tempi e ripescare il bagaglio culturale di ogni persona. Però come vedi lo schemino stimola. Per fortuna. Beh, la mia tesi, devo ammetterlo, devo dirlo, cioè è molto da musicoterapista mi ritengo abbastanza da lavorare su aspetti, certo avere le competenze scientifiche e tutto, però molto emotiva, emozionale e di stimolo, ecco, di stimolo. Bene, questo è un lavoro che mi sono fatta per agevolare il lavoro poi che dovevo fare in presenza alle case di riposo. Uno strumento di valutazione, se volete farlo girare, è la scheda di presenza e partecipazione per ogni anziana, dove ho riportato i nomi delle anziane, i giorni delle sedute
e in base alla leggenda, se l'anziana risultava partecipante attiva, I indisposta e così via. Quindi grazie a questo strumento, grazie al diario che magari è un po' legato a un discorso di privacy, magari riporto cose un po' specifiche, però grazie al diario di ogni seduta, grazie alla scheda di valutazione e di presenze, ho potuto fare una valutazione, una verifica più approfondita. Scusa, posso farti una domanda, una curiosità mia. Sì. Le canzoni che eri tu che gliele proponevi No, o no. erano loro che ti dicevano mi ricordi in quel periodo, mi ricordo? Diciamo entrambe, un approccio integrato in questo senso, perché adesso vi faccio vedere il video e si capisce una proposta proprio spontanea che è uscita. Finché consegnavo gli strumenti ad ogni anziana, una signora dietro ha iniziato a tenere il tempo e a cantare finché la barca va, per dire. E allora da lì mi sono collegata, fisarmonica e vai. ci sono andata dietro, diciamo. No, era una pura... Certo, però entrambe, poi tante volte proponevo io in base all'avvenimento, appunto, come... Sì, spesso se proponi tu l'anziano, rispondi in base a quello che tu gli stai proponendo. Esatto. E bene, allora passo al video. Vedo che c'era una signora particolarmente Attiva. al contrario, una. Ah no, ci sono state delle variazioni fino alla quarta seduta. Perché? Perché C'è una R in fondo che continua. fino alla quarta seduta si è provato ad inserire un signore che era appena stato integrato in struttura, che poi non è più venuto, forse perché era l'unico uomo tra tutte le donne e più che altro non era affetto da demenza, quindi era per un altro motivo. E mentre la signora che è risultata rifiutante poi era perché abbiamo analizzato un po' il caso, perché nella stessa ora e allo stesso giorno e stessa ora partecipava al rosario cantato. In questa casa di riposo l'attività musicale è molto alta, partecipava al rosario cantato alla stessa ora, quindi per non spostare tutto il gruppo e tutto l'orario della seduta, la programmazione della seduta, abbiamo proposto, poi abbiamo visto che non veniva questa signora, abbiamo detto magari in un secondo step integriamo, facciamo un altro gruppo e abbiamo un altro trattamento. Prima Allora. Rosario, dopo l'Ilaria. Prego? Prima Rosario, dopo l'Ilaria. Non per fortuna solo in un caso. Mi siedo un secondo. Ho i punti salienti, diciamo. Siamo tante meno oggi, vero? Allora, qui abbiamo solo 5 signore, perché 2 erano malate dalla scheda di valutazione e Esther poi entra successivamente, la signora Esther. Parlo in dialetto qui nella seduta perché sono tutte signore che bene o male ho conosciuto del paese, e quindi anche per un approccio più familiare, ecco. Lingua madre. Sì, perché appunto il clima poi deve essere familiare, non formale. Si vede uno stato di attivazione anche maggiore, ovviamente, un interesse maggiore da parte loro. Allora la signora Antonia mi fa capire che manca Clara. Siamo all'8ª seduta, quindi potete vedere anche uno stato di integrazione e di coinvolgimento bello alto. Le signore più compromesse a livello cognitivo, più compromesso erano la signora Ida e Ivana, qui, che comunque... Scusa, l'età media delle persone? Sì, poi ne parlo anche nel video, non c'è tempo, quindi lo dico. Siamo attorno dagli 87 ai 94, bella alta. La demenza è in questo caso medio grave. Allora, signora Antonia mi fa notare che non c'è Clara per 2 volte, sia quando chiedo io chi manca, sia quando mi dice quella che era qua, quella che era qua. Anna se malà, ancora malà. Allora oggi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 con me. Dopo siamo in meno.
seconda volta che me lo fa notare. Poi vi faccio vedere, ecco, qui parliamo degli avvenimenti. Casa San Giuseppe, Ok, dove? a Roana. No, no. Sì. Qui mi dispiace che è un po' trafficoso il procedimento, ma qui parliamo degli avvenimenti di maggio, che citavo prima, no? Il mese di Italia, Vino di Mameli. 2 giugno. E dopo una santa che abbiamo ricordato, la Santa Caterina. No, quando è Santa Caterina? Non lo so neanche io. 25 novembre. Ah, bene, così adesso lo so. Grazie Antonio. Ecco, allora qui cosa è successo? Che io ho chiesto quale santa appunto abbiamo ricordato la scorsa volta. La signora Antonia mi ha detto Santa Caterina, che è la patrona del suo paese, di Conco. E quindi non a caso mi ha detto Santa Caterina. Non è stata in grado di collocare il giorno, cioè cosa abbiamo fatto la scorsa volta, però quando ho chiesto della santa, la prima santa che è venuta in mente è quella del suo paese. Quindi comunque c'è stata un'attivazione, se si vuole anche emotiva, di un suo sapere. E poi vabbè, giusto per far vedere qualcosa di musicale, io ho proposto una versione dell'Ave Maria inventata da me, l'avevo composto per i bambini del catechismo. Gliel'ho detto anche alle anziane qui, e Antonia subito si è attivata, ha detto ma bambini, grandi, piccoli, si è interessata subito. E poi l'ho fatta fare anche a loro, e è stato bello, insomma. Adesso non ve la faccio sentire tutta, se no... Abbiamo ricordato l'ultima cosa, le proposte musicali, canzoni di repertorio, ma soprattutto direi anche canzoni che ho proposto io, proprio di composizione così, sì, scorsa semplice. volta la Santa Maria, Madre della Chiesa. Santa Maria, Madre della Chiesa. E per l'occasione abbiamo cantato una versione dell'Ave Maria che ho composto io per i bambini del catechismo. Bambini, grandi, Sarà sì, elementari e medie insieme. Sì, così, insomma. Adesso dobbiamo farla con la fisarmonica che gli dà un po' di colore. Sì, un po' di animo. Ecco, io ripescavo un po' tutte le parole loro che portavano ad un'attivazione o comunque ad un collocamento qui e ora. Beh, qua facciamo sentire un pezzo proprio veloce. Ave Maria, Allora qui vediamo sia diciamo qualcuno che partecipa con il canto, sia con le mani, anche se ad esempio la signora Ida non riesce tanto, non ha molta motricità fine, però vediamo anche con le mani giunte che fa questo movimento qui. Ivana anche cerca di fare così, di battere le mani, quindi La Ida è quella lì a destra. questa signora qui, Col golf azzurro. questa. No, quella in bianco. Antonia è questa, diciamo è la più attiva adesso. Poi alla fine della seduta erano tutte molto attive, poi entra anche Esther. Poi ho cercato di ricollocare anche con, attraverso appunto la memoria semantica, no, per stimolare anche la memoria semantica, visto che quel giorno, quel pomeriggio e tutti i pomeriggi precedenti c'era sempre il temporale a quell'ora lì, e anche le anziane l'hanno, qualche anziana si è accorta di questo fatto qui. E allora Antonia, per dire, me lo rende noto anche lei. E allora dico, come si dice temporali in cimbro, che so per certo che tutte le signore qui, bene o male, sanno qualche parola a cimbra, no? Giusto per ricollocare anche ad una conoscenza, in una memoria semantica. E per far parlare anche un attimo, per stimolare la signora Ivana, che è di Mezzaselva, e lì
finalmente ho sentito una parola da parte sua, perché sì, non sono mai riuscita prima. Allora, 7:27, vi faccio vedere le ultime due cose, poi chiudo. Tempo Billarna, se tempo Allora, se c'è il temporale Tondarna, Billarna, se il tempo è matto, l'armato che è Billarna, sapevi quello che è il Billar, vero? Certo. La Ivana lo sa, vero? L'avete messo a selva, vero Ivana? Ivana ho messo a selva. ecco, vedete, fa tanta fatica a parlare, però comunque c'era. Selva, allora sarà il cibo. Questa. Allora se Ecco, boh. Questo. Improvvisazione con gli strumenti musicali. Ancora un minuto. Eccolo. Allora, qui sto consegnando gli strumenti musicali ad ognuna per improntare, diciamo, quel che è il dialogo sonoro. Finché consegnavo gli strumenti, nasce spontaneamente una proposta musicale. Qui. Così è proprio. Ecco qua. Sì, questo è un video. Ecco, qui possiamo vedere anche che sì, la signora Sira di dietro mi chiama come per dire: guarda che stanno suonando, è apprezzata. Bisogna che andiamo alla conclusione. Benissimo, oh, guarda, allora alla fine della seduta, qua abbiamo fatto un po' di dialogo sonoro, io al via, dicevo via, facevo una sequenza ritmica, fine, stop, e si fermavano, quindi dialogo sonoro. via. Ecco, questa è l'8ª seduta, quindi c'è già una partecipazione bella attiva e quasi in sincro, ecco. E poi si conclude la seduta con una canzone del loro repertorio. Qui non so come mai è a rallentatore il video, comunque vabbè. Ecco, si canta. Allora io propongo, poi È una canzone che parla di una chiesetta. ecco, qui già si sente chiesetta alpina dove, e quindi si è già capito insomma il titolo. Quanti ricordi che piace. Allora, questa canzone, vediamo chi la indovina. Parla di una chiesetta Alpina. alpina. C'è la chiesetta alpina? No. Una chiesetta alpina. E allora la Sira l'ha indovinata. Alpina, dove cade Proprio questa. Ecco, questa canzone non l'avevo mai fatta prima, era la prima volta in questa seduta, quindi insomma c'è comunque un richiamo, uno stato di attivazione. Bene. Boh, basta, dopo sarebbe tutto. Sì, tu devi fare o non vuole così? Poi te lo mando tu. Mi dispiace che per l'approfondimento che mi ha chiesto non ero proprio No, non ti preoccupare. eccelsa, perché ovviamente ci sono tanti aspetti, però insomma c'è scritto tutto, basta rivedere. Non so se c'era qualcuno che... No, direi che abbiamo Molte tante robe. domande. abbiamo fatto Sì, tanto. abbiamo già fatto. Paolo? Una piccola nota che però non voglio che influenzi il voto, no? Sì, Perché non l'hai citata nelle diapositive che hai mostrato, però come spesso capita chi è di mestiere, mi è capitato di vedere che hai messo nelle cause di demenza le benzodiazepine. sì. Ecco, non ci sono evidenze scientifiche che le benzodiazepine provochino demenza. Negli anziani possono dare degli stati di tipo confusionale, Ok. però non che diano una demenza Ok. che ha un'evoluzione tipo l'Alzheimer. Quando c'è la sospensione della benzodiazepina c'è una restituzione integrum Ok. questa solamente questa piccola nota. Grazie. Allora, visto
posto che così l'esposizione ci ha coinvolto tutti, c'è una grande, anche si sente che c'è anche una grande affettività. Io faccio un po' il rompiscatole visto che sono il controrelatore e fermo restando che ci sembra appunto che l'esposizione sia stata assolutamente interessante, però provo a metterti un po' in crisi. Allora, questa cosa viene da una grande affettività, da un conoscere la cultura, e tu parli appunto di ricordare, esprimersi e vivere musica vitale, quindi che ha a che fare con la propria vita, e con pazienti che sono un po' dei cristalli. Sì. Noi siamo assolutamente convinti dell'importanza della storia della nostra cultura, tanto è vero che ci facciamo un convegno a ottobre dal titolo Canta Storie, e approfitto anche per ricordare la data, il 22 ottobre del 21, è l'edizione dello scorso anno e la rifacciamo. Però si sente che c'è una grande emotività e appunto la musica ci permette di ricordare anche tramite questa dimensione. Sei molto coinvolta, ma qual è la distanza da tenere con questi pazienti? E se tu ti trovassi in una situazione, per esempio, a fare questa cosa in Sicilia, Vabbè, certo. come faresti? Certamente il discorso di distanza terapeutica è assolutamente fondamentale, quindi qui sono consapevole di aver utilizzato un dialetto per dire, e un approccio molto familiare, perché ho visto che era apprezzato, però ancora prima ho pensato ovviamente a cosa fare. E se mi dovessi trovare in Sicilia, Dico, la Sicilia, cioè in una terra, sì, in una voglio dire, che in non una, è la tua, insomma. esatto, ma anche non nel mio paese, Certo. anche non so, ad Asiago cambierebbe già. Ho fatto anche un'esperienza in un centro diurno, AMAD, centro demenza Alzheimer, e purtroppo è durato poco per via poi è partita la pandemia subito, però già lì c'erano delle anziane che non conoscevo, degli anziani che non conoscevo, e quindi la distanza in questi termini si è tenuta a partire dall'italiano, magari qualche battuta c'è stata, ma sempre proposta da loro. E quindi assolutamente, cioè, cambiano i termini proprio, cambia il feeling, se si vuole dire, resta sempre professionalizzante in entrambi i casi. E quindi come si può fare? Vuole un esempio? Bisogna conoscere l'esperienza musicale Beh, della terra, dell'uomo, sicuramente della cultura dove sei. ci si informa, come ho detto all'inizio, con ad esempio l'animatrice, la psicologa della struttura, ci si confronta, si cerca di avere un'anamnesi dei pazienti più o meno completa, il percorso, si cerca di avere più informazioni possibili per non sbagliare, per non chiedere troppo e per porsi in maniera più adeguata possibile. Quindi sicuramente il confronto con l'equipe, il confronto magari attraverso anche i familiari, quindi l'informazione prima di tutto per sapere come porsi. Anche il E poi? territorio, ma anche il territorio. Assolutamente sì. Se tu vai in Puglia non puoi prescindere per esempio dal tarantismo. No, certo. E Santarelli, te le vedi Santarelli. quando vai nelle RSA che hanno delle memorie, Sì. usano i fazzoletti. Tu che vieni dal Veneto ti domandi che servono i fazzoletti bianchi, Sì. studiando De Martino e compagnia ti accorgi che era il dialogo che avveniva tra i tarantati. Certo. Cioè, Il discorso... E questo entra nell'ambito dell'antropologia più che e della l'etnomusicologia. musicoterapia. E l'etnomusicologia. Scusa, No, giustamente. mi conosci. Anche al DAMS ho acquisito, Poi diciamo, forse, le conoscenze. visto che abbiamo anche appunto parlato e anche tenuto un convegno dedicato sui gruppi sonori, potremmo anche appoggiarci all'idea che nei gruppi noi siamo un po' i conduttori, abbiamo anche l'esperienza, ma il gruppo ha anche delle sue proprietà intrinseche, per cui potremmo magari ascoltare il gruppo e metterci a disposizione di quella che è la storia che le persone del gruppo conoscono. Fino a trovare un'identità anche di gruppo. E quindi in quel caso potremmo diventare un po' più dei facilitatori di quello che è il patrimonio culturale che le persone
gruppo conoscono, così come se invece il gruppo diventa misto e non solo di persone del posto, potremmo sfruttare questa ricchezza come un gruppo dove si integrano dimensioni che vengono da culture diverse. Certo, perché il sapere poi per valorizzare anche ogni soggetto, che alla fine è quello Credo che importante. possiamo fermarci, se no stiamo qua Sì, chiacchierando sì, fino a Ah, se stasera. volete. No, abbiamo anche un altro dopo, quindi... Va bene.